Un settore tradizionalmente al maschile che la Capitaneria di Porto Empedocle si tinge di rosa. Sì, noi abbiamo da qualche giorno anche un comandante di motovedetta, che è una donna, oltre in aggiunta alle due donne che sono già in servizio a Porto Empedocle, un ufficiale responsabile della sala operativa e dei soccorsi e un altro graduato di truppa che è motorista su un'altra motovedetta. Siamo molto contenti di averle con noi perché questo è un settore che non è aperto soltanto agli uomini. Noi da subito, da quando le forze armate si sono aperte alle donne, abbiamo avuto militari in tutti i ranghi, in tutte le categorie, quindi da oggi una comandante di motovedetta donna a Porto Empedocle. Tradizionalmente non ci si aspetta di trovare una donna comandante. Quali sono le difficoltà del tuo lavoro, quali le responsabilità, ma soprattutto cosa ti ha spinto a intraprendere questa carriera? La difficoltà è uguale a quella che può avere un uomo, diciamo non è discriminante su questo il lavoro, se sei donna hai più difficoltà. Mi ha spinto la conoscenza del lavoro, l'ho avuto tramite, sono figlia d'arte, tramite mio padre. Conoscendo la Marina ho provato ad entrare perché mi piaceva, confesso che mi piaceva vederlo uscire da casa in divisa. Poi in realtà è diventata tutta un'altra storia. Non solo un comandante donna, ma anche una macchinista donna qui in Capitaneria a Porto Empedocle. Ormai sono 5 anni che sono qui a Porto Empedocle e sono imbarcata sulla motovedetta 527 come addetto ai servizi di macchina. Bene, questo ruolo da motorista praticamente è collaborata da altri colleghi. È importante sia per l'uscita in mare e quindi controllare i motori e tutto l'apparato propulsore affinché non possano essere problemi prima dell'uscita in mare.